Che cosa avete trovato? Sì, abbiamo riperlustrato tutta la frattura che fa da perimetro alla frana e è in assoluta espansione perché c'erano punti che ieri in giornata erano ancora abbastanza chiusi che oggi invece hanno approfondito il loro spessore di 2 metri, anche 1,5 metri, 2. Quindi è assolutamente dinamica. Il rischio è sempre più alto che questa frana possa scendere e colpire il borgo? Sì, questo ogni giorno che passa chiaramente si ha un'esposizione maggiore perché è un grossissimo mamellone, ribadisco, di 5.000 metri cubi più o meno, che sta gravando e che ha una deformazione enorme. Non azzardo a dire che veramente sta sfidando le leggi della gravità di Newton perché con questi spostamenti in spazi così si fa fatica quasi a dire che sia ancora su. Manca davvero poco, nel senso che se comincia a piovere la situazione potrebbe veramente collassare del tutto. Sì, perché abbiamo ribadito più volte, può subire degli assestamenti verso destra oppure può avere delle spaccature degli spanciamenti che poi collassano, quindi è molto molto rischiosa. Borgo sempre più a rischio ormai. Sì, questo purtroppo in una situazione così non si può che confermare.